Straordinario miracolo eucaristico negli Stati Uniti. Salve a tutti carissimi, oggi è con grande gioia che vi do una notizia eccezionale. Negli Stati Uniti si è verificato un nuovo miracolo eucaristico. Nel weekend compreso tra i giorni 13 e 14 ottobre 2023, quindi praticamente pochi giorni fa, poco più di una settimana fa, era in corso un ritiro spirituale organizzato da padre Chris Allard su Maria e l'Eucaristia. Questo ritiro si stava svolgendo presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Brentwood, in California, vicino a San Francisco. Era in corso dunque un'adorazione eucaristica nel corso della quale si stava recitando il Santo Rosario, quando a un certo punto sull'ostia è apparsa l'immagine della Vergine Santissima in preghiera. E chiaramente, insomma, i presenti sono rimasti tutti estasiati da questo straordinario miracolo. Sono state scattate delle foto che adesso vado a mostrarvi. E ringraziamo il Signore perché ci sta dando veramente dei segni della sua presenza, del suo amore per noi, in particolare, ecco, la madre che appare in atto di pregare nel cuore di Cristo, e è anche un po' il simbolo, no? Il segno evidente di come innanzitutto del fatto che Maria alberga nel cuore di Cristo, perché qualunque cosa gli chiede la madre sua, Gesù non la rifiuta. E anche vero il contrario, che Cristo ha sempre albergato nel cuore di Maria, perché Maria è sempre vissuta, diciamo, animata dall'amore per suo figlio, no? Ciascuno ha sempre portato l'altro nel proprio cuore. Maria porta nel cuore Gesù e Gesù porta nel cuore Maria. Bene carissimi, vi lascio a queste immagini e santa giornata, buona continuazione, e siano per voi un'occasione di riflessione, di meditazione e anche di profonda e instancabile preghiera. A presto carissimi.